un filmato di pochi secondi. Ho avuto modo di farlo quando ero in vacanza sulle Dolomiti. Potrete vedere da questo filmato una scia di condensazione falsa con il cordolo che si dissolve solo dopo molte ore e tanti pendoli raggrumati. Li potete vedere benissimo. Questi, signori, è una scia di condensazione falsa. Allora, altri Dolomiti. Cerco di allargarlo, se posso. Si vede bene? Bene, potete vedere che c'è il cordolo superiore e nella parte inferiore ci sono tanti pendoli raggrumati, quasi equidistanti. Una scia di condensazione vera non farà mai una scia di questo genere, non sarà mai così. Non è una scia di condensazione vera, a parte la quota all'altitudine che non è assolutamente inidonea. Ok, usciamo dal video e ritorniamo in quella che è il Nelle innumerevoli osservazioni riguardanti tali scie false, un'alta percentuale, il 90%, è stata notata prevalentemente tra il primo e il secondo quadrante della rosa dei venti, cioè da nord a est, da est a sud. Controsole, c'è una motivazione seria perché sono controsole. Andremo troppo per le lunghe, si tratta di levitazione chimica magnetica. Comunque andiamo avanti perché altrimenti arriveremo a stanotte. Quindi c'è una motivazione, perché dentro ci sono dei polimeri. Poi il dottor Patera nella sua relazione vi dirà qualcosa di più esaustivo. Le scie false possono essere presenti in qualsiasi momento durante la giornata perché il loro scopo è variegato, servono per una molteplicità di motivi. Spesso le troviamo tra le 24 e le 72 ore prima dell'avvicinarsi su una regione geografica di un fronte freddo, dove vedete quel FF significa fronte freddo, purché questo sia abbastanza energetico. Che cos'è un fronte freddo? La prossima diapositiva lo vedete, quello segnato dalla freccia arancione. Quando in televisione vedete le previsioni del tempo e vi fanno vedere una cartina, quando vedete una linea più o meno curva con tanti triangolini, quello è un fronte freddo e la denominazione è stata data durante la guerra, per cui è stato chiamato fronte, come se fosse un fronte militare. Andiamo avanti. Capitolo 6. Disinformazione programmata e documenti specifici. Per favore fate molta attenzione perché è importante. L'argomento in questione è trattato dalle istituzioni con marcata insistenza oscurantista e omertosa. Si vedano le interpellanze parlamentari andate a vuoto. A tale scempio collaborano molteplici e diversificati attori guidati, accomunati dalla menzogna, dall'uso sistematico e consapevole di una dinamica distruttiva, espletata sia con minacce e sia tramite il delinquenziale farabuttismo dialettico nella strategia della comunicazione, attuato con che cosa? Con un linguaggio volgare, impregnato di meschinità, oscenità, menzogne, sprezzante, ci manca la R, sprezzante derisione, denigrazione personale, professionale e di spocchia. Impera in loro la consuetudine e il protocollo di degenerare in rissa, ove il puro disprezzo mirato è a divenire unico fine scopo del confronto, mentre l'oggetto della discussione, cioè le scie chimiche, è totalmente ignorato. Fermati un attimo. Ora, questi disinformatori, questi miserabili disinformatori, fra le tante bugie che dicono, ve ne sono un paio delle tante. Dicono, ah, ma ci sono tante scie di condensazione in cielo perché il traffico aereo negli ultimi tempi è aumentato. Oppure, la seconda affermazione falsa,
Non sappiamo in quota a 6.000, 10.000, 15.000, 30.000 metri quali sono le condizioni meteorologiche in atto. Ambedue queste informazioni sono false. Perché sono false? Andiamo a vedere. Questa è l'Italia. In Italia vi sono 7 centri: Milano, Udine, San Pietro Capofiume, Pratica di Mare, Cagliari, Brindisi e Trapani. 7 centri in Italia e ve ne sono più di 1.000 su tutto il pianeta. Sono delle stazioni che sono chiamate aerologiche. Cosa fanno queste stazioni? A determinati intervalli d'orario, tutti insieme, in Italia e sul pianeta, lanciano in aria un pallone di lattice largo 3 metri, quando arriva a 20.000 metri, 30.000 metri diventa 6, con sotto, e questo pallone è gonfiato con gas elio, con sotto attaccato un'apparecchiatura che si chiama radiosonda, una scatoletta così, che mentre va in quota fornisce ad un centro a terra i parametri di pressione atmosferica, umidità, temperatura, direzione di provenienza e intensità del vento. Ora ve la facciamo vedere dal vivo e vi spieghiamo come funziona. Questa apparecchiatura piccolina, riuscite a sentirmi dal fondo? Sì. Questa è la radiosonda, questo filo è l'antenna, viene attaccata a questo pallone che va in quota fino a 20-30.000 metri. Durante la sua ascesa a una velocità di circa 5 metri al secondo, questa radiosonda, datata 1927, quindi non è roba di ieri, rileva temperatura, umidità, pressione e vento, lo comunica a un centro a terra sotto forma di una stringa numerica molto lunga. Quando il pallone è arrivato sui 20-25.000 metri, per differenza pressoria esplode. A questo punto si apre il paracadute e la radiosonda cade verso la superficie, in modo tale, con questo paracadute, che non vada a finire in testa a qualcuno che vi faccia male. Di solito sul retro c'è scritto che chiunque la trovi la deve consegnare ai carabinieri oppure ad un qualsiasi centro dell'aeronautica militare. Questa è la radiosonda. Quindi ritorniamo ai disinformatori. Non sappiamo come sono le condizioni in quota, è una bugia. Abbiamo visto che c'è lo strumento che ci indica, che ci fa capire com'è la situazione dei parametri fisici in quota, ovviamente con l'ausilio delle informazioni che arrivano dai satelliti meteorologici e dalle osservazioni a terra. Per quanto riguarda la prima affermazione, ma ci sono tanti voli per cui ci sono tante scie, non è vero, perché se in quota non ci sono le condizioni termo-igrometriche, cioè termiche e di umidità, idonei per la formazione delle scie di condensazione, che in un minuto, in un'ora, in 24 ore ci sia 1 milione di aerei, nessuno di questi aerei farà le scie di condensazione. Quindi le scie di condensazione sono direttamente proporzionali a che in quota ci siano le condizioni idonee, non perché sono aumentati i voli, ma ci devono essere le condizioni idonee. Tutto è direttamente proporzionale a questo. Ce n'è uno, ce ne sono 1000, non ha importanza, ci vogliono le condizioni. Andiamo avanti. Quella radiosonda, quel giocattolino là, invia a terra in un centro di raccolta una stringa di dati numerici che viene composta in un messaggio meteorologico come quello che vedete sullo schermo, chiamato temp. Ogni numero di questo ha un suo significato, ha un suo valore. Andiamo avanti. Questa stringa di numeri, questo insieme di numeri, viene riportato graficamente su quello che è chiamato il diagramma di Hermanson, che potete vedere qui.
A prima vista sembra un guazzabuglio di linee verticali, oblique, orizzontali, di tutte le maniere, ma vi assicuro che ogni linea, ogni quadratino ha una sua funzione fisica. Ogni linea, ogni quadratino evidenzia un parametro meteorologico. Praticamente abbiamo la carta d'identità dell'atmosfera dalla superficie fino a 20-30 mila metri. Per cui quando vi dicono ma non sappiamo com'è la situazione in quota, è una bugia, perché noi la sappiamo benissimo. Tenete conto che in Italia vi sono 7 centri, compreso quello di Udine, e più di 1000 su tutto il pianeta, e sono più che sufficienti. Andiamo avanti. Questo è il diagramma di Herlofson che avete visto prima, plottato, reso grafico, che ci dà una serie notevole di informazioni, come ad esempio la parte in basso di color rosso, che è chiamata area instabile, dove si formeranno le nubi e dove avremo dei fenomeni. La parte blu, che è l'area stabile, dove non si formeranno le nubi. E abbiamo 2 punti molto importanti, cioè questo tempo, questa radiosonda ci dà l'informazione dove si formeranno le eventuali scie di condensazione. E infatti abbiamo un primo punto che è qui dove il diagramma ci dice che potranno verificarsi delle scie probabili a 9300 metri, 31.000 piedi, mentre con una temperatura di meno 34 gradi centigradi, meno invece a 10.500 metri, 35.000 piedi, con una temperatura di meno 42 gradi, noi avremo la certezza, che le scie di condensazione si formeranno. Per cui ripeto, questa è roba che viene usata dai previsori di tutto il mondo, da tutti i servizi meteorologici e da tutti i previsori. Il diagramma di Herlofson ci dice esattamente dove si formeranno, se si formeranno e con quale temperatura si formeranno. Fate attenzione alle temperature per quello che vi dicevo prima. La prima è meno 34, la seconda meno 42. Vi ricordate quello che vi dicevo prima? Non meno di 6.000 metri, ma non meno di meno 30 gradi centigradi. E questo è un diagramma vero, non è uno fatto così, è un vero diagramma fatto su una località del meridione. Andiamo avanti. Veniamo al sunto, facciamo il succo di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. E qualora le testimonianze dovessero dirci e farci vedere che pur non sussistendo le condizioni atmosferiche idonee, né la quota di formazione né la conformazione, si formano comunque le scie di condensazione, noi dobbiamo, voi dovete, noi tutti, dobbiamo imperativamente porci la considerazione e le domande. Sono scie che abbiamo visto uscire dall'aereo in volo, ma non sono derivanti dall'interazione gas di scarico dell'aereo con l'atmosfera, quindi esse sono artificiose. Perché? Qual è la loro composizione? Queste sono le domande che ci dobbiamo porre e che voi vi dovete porre, perché l'intento finale di questa conferenza non è tanto darvi delle informazioni quanto essenzialmente spingervi, invitarvi a alzare la testa verso il cielo, guardarvi attorno, riflettere, pensare, anche se riflettere e pensare è molto molto pesante, ma necessario. Qual è la loro finalità? Perché le istituzioni, siano esse politiche o scientifiche, interpellate dai cittadini su queste relazioni sono latitanti o bene che vada marcatamente evasivi? Perché alle numerose interpellanze parlamentari a riguardo sono state date risposte evasive e ridicole? E il popolo italiano continuamente viene preso per i fondelli e viene violentato. Grazie signori, questo è un applauso che